Oggi siamo in provincia di Belluno, esattamente ci troviamo al Passo Tre Croci, che è poco distante da Cortina d'Ampezzo. Dal Passo Tre Croci diamo inizio ad un giro d'anello nel cuore delle Dolomiti d'Ampezzo, andando a toccare due rifugi, Rifugio Tondi e Rifugio Faloria. Da qui prendiamo il sentiero 213. Arrivati in questo punto continuiamo sul segnavia 213 col gruppo del Cristallo e delle Tofane che ci accompagnano durante la salita. In questo punto, oltre alle Tofane e il gruppo del Cristallo, abbiamo la fortuna di intravedere le tre cime di Lavaredo. Arrivati a questo bivio abbandoniamo il sentiero numero 213 e saliamo alla Forcella Faloria. Sta arrivando un leggero e tenue sole, molto timido. Con poca fatica abbiamo raggiunto la Forcella Faloria e adesso prendiamo il sentiero numero 223 verso il Rifugio Tondi. Abbiamo raggiunto il punto più alto del nostro giro e adesso scendiamo al Rifugio Tondi. Ci troviamo sulla terrazza panoramica del Rifugio Tondi, che offre una vista davvero impagabile. Possiamo ammirare il Monte Pelmo e il Monte Civetta, la Marmolada, il Nuvolao, la Verao, il gruppo delle Tofane, la Croda Rossa d'Ampezzo, il gruppo del Cristallo, il Rifugio Faloria e Cortina d'Ampezzo. Dal Rifugio Tondi scendiamo ancora e ci portiamo al Rifugio Faloria.
Lasciamo ora il rifugio Faloida e rientriamo al nostro punto di partenza, Passo Tre Croci. Invece di proseguire sulla strada sterrata, in questo punto seguiamo un sentiero panoramico, il numero 212. I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love. Siamo arrivati a Rio Gere, dove si conclude il sentiero panoramico, il numero 212. Da Rio Gere dobbiamo fare un po' di salita per arrivare al Passo Tre Croci. Ritornati a Passo Tre Croci e abbiamo chiuso l'anello di oggi. Bastano veramente poche parole per descrivere l'itinerario che abbiamo fatto. È un itinerario semplice, non presenta difficoltà tecniche, ma è estremamente panoramico. Guardare tutte quelle cime dolomitiche riempie veramente il cuore dell'escursionista. Come avete visto, i punti ristoro sono 2, il rifugio Tondi e il rifugio Faloria. E un consiglio: se venite in questo posto in alta stagione è meglio parcheggiare a Rio Gere, avete più possibilità di trovare posto. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! Mom packed me a brown bag every day, from 5 years old up to 18. A note that said I love you XO, and all my friends they're begging me, making bids on Mom's fresh cookies. And I quit playing ball at age 15, traded my new bat for an old guitar. It broke Dad's heart, but he still loved me, and he was there at every show. No more jersey, just tuxedo.